Nell'auditorium del centro servizi della provincia Mestre si è tenuto il forum su ambiente e agenda metropolitana, presenti i sindaci e i rappresentanti dei comuni, delle associazioni, delle categorie economiche, del mondo religioso e delle università. Nell'occasione è stata presentata e distribuita la pubblicazione curata da Nicoletta Benatelli e realizzata dal settore ambiente della provincia di Venezia dal titolo Agenda metropolitana, ambiente, tutela del suolo e legalità, proposte per una nuova governance del territorio. Tutti i settori che riguardano la provincia hanno lavorato congiuntamente, quindi l'ambiente come la viabilità, come il trasporto, come l'urbanistica, proprio per poter promuovere un territorio che affronta tutti quelli che sono i temi di qualità, di risparmio energetico, di recupero del territorio, e oggi nel voler proporre questa agenda metropolitana si mettono questi contenuti, questi temi che sono stati affrontati come proprio base di lavoro per quello che sarà il futuro della città metropolitana. Quindi la provincia cerca di lasciare, visto la fine di quello che è il mandato, un'eredità ma soprattutto un tavolo di lavoro su elementi concreti, e quindi credo che sia la vera dimostrazione di chi crede nella città metropolitana e quindi ne affronti i contenuti, e chi invece continua a dibattere fermandosi a quello che è il mero lavoro istituzionale. L'ambiente è un grande patrimonio e la provincia di Venezia non è solo grande per quello che è il turismo, però si è anche posizionata grande per quello che è l'attenzione, la cura e l'investimento che ha saputo fare in questi anni proprio sull'ambiente. La provincia di Venezia ha raggiunto grandi risultati in materia di tutela del paesaggio, difesa del suolo, prevenzione del rischio idraulico, utilizzo di fonti energetiche a minore impatto ambientale, un lavoro di squadra con i rappresentanti del territorio e le forze dell'ordine, istituti di ricerca italiani ed esteri che hanno portato la provincia di Venezia in poco più di 4 anni a raggiungere buoni risultati sia sul fronte dei controlli e delle conseguenti sanzioni per violazioni in materia di gestione dei rifiuti, abuso e reati ambientali, sia sul versante della prevenzione e del risparmio energetico. Ci può fare degli esempi concreti di quello che sarà? Abbiamo lavorato in questi anni insieme a alcuni portatori di interesse come un'industria, Confartigianato. Si sta lavorando con le amministrazioni comunali su un progetto Elena che consentirà di portare attraverso la Banca Europea degli Investimenti circa 50 milioni di euro di un finanziamento europeo per l'efficientamento energetico dei nostri edifici pubblici e per un risparmio energetico considerevole attraverso la sostituzione dei punti luce lungo le strade provinciali. Ci sono oltre 100.000 punti luce che sono energivori, e quindi un lavoro che sta aprendo molte prospettive soprattutto per la filiera anche economica legata all'economia verde. Si è creato un movimento tra amministratori, tecnici comunali e filiera del mondo produttivo che ha avuto confronti importanti attraverso esempi anche europei di buone pratiche nell'edilizia, di capacità di pianificare e progettare un utilizzo del territorio che non vada più nella direzione del consumo ma della riqualificazione dell'esistente. In vista dell'Expo 2015, il Veneto sarà in prima linea per far conoscere le proprie aziende al mondo, mostrandosi in termini di qualità, capacità imprenditoriale e sicurezza sul lavoro, portando direttamente i visitatori sul territorio con i propri prodotti che costano di più perché valgono di più. L'aspetto ambientale è stato affrontato con la necessità di predisporre strumenti di programmazione che salvaguardino l'ambiente. Le province non chiudono, le province, quella di Venezia almeno, si trasformerà in una grande città metropolitana, di cui io sono un grandissimo sostenitore. Ovviamente dobbiamo dare continuità e addirittura, secondo me, allargare moltissimi i poteri della città metropolitana. Addirittura io penso che la legge vada cambiata, bisogna che ci si arrivi all'elezione diretta del sindaco metropolitano. Cioè, il sindaco metropolitano non può essere nominato da altri sindaci del territorio. Il sindaco metropolitano, che è il governatore di una grande città, che per me va da Venezia a Treviso a Padova, probabilmente anche più avanti se le persone vorranno, deve essere eletto. Ecco. E chiaramente l'occasione dell'Expo del 2015
che vedrà il mondo mettere gli occhi sull'Italia, sul nostro governo, sul nostro paese, dovrà vedere il Veneto protagonista, e noi pensiamo che questo territorio, quello che dicevo prima, questa Venezia grande, larga, dobbiamo costruirla bella. L'occasione dell'Expo è proprio un'occasione meravigliosa, perché ai giovani possiamo, insomma, in qualche modo coinvolgerli per vedere se riusciamo a dare un progetto al nostro territorio, un progetto di crescita, di prospettiva.